Bentornati e bentrovati a Storia. Stiamo raccontando il mito di Prometeo, il mito che è raccontato nella seconda parte della Teogonia, questa opera di Esiodo con cui Esiodo in qualche modo descrive l'inizio della civiltà umana. La civiltà umana che era iniziata per opera degli dei, che dopo un epico scontro avevano avuto in Zeus il loro punto di equilibrio e di giustizia, adesso cercava di snocciolarsi attraverso le vicende degli uomini. Le vicende degli uomini avevano portato Prometeo ad essere protagonista di un furto colossale, il furto del fuoco, per poter dare agli uomini un dono che gli uomini non avevano, una marcia in più. Zeus aveva minacciato qualunque cosa pur di porre rimedio a questa catastrofe, aveva legato Prometeo ad una colonna, fatto in modo che ogni giorno Prometeo ricevesse la visita dell'aquila e l'aquila gli rodesse il fegato e rodendogli il fegato, questo fegato ogni giorno ricresceva e quindi lo esponeva a un supplizio eterno da cui l'uomo non sarebbe mai più uscito, da cui Prometeo non sarebbe mai più uscito. Ecco, accanto a questo si dice che nella vicenda Prometeo diede un altro supplizio agli uomini, che è la figura femminile. La figura femminile viene vista nel mondo greco come un supplizio che Zeus ha dato agli uomini per rispondere di questa superbia, questa sfida che l'uomo aveva lanciato nei confronti di Dio, rubandogli il fuoco. Ecco, di fronte a tutto questo c'è un elemento che però conclude questo racconto. L'elemento che conclude questo racconto è la figura di Ercole. Ercole è un uomo un po' dio, un po' uomo, un semidio, e questo uomo a un certo punto nelle sue 12 fatiche cosa fa? Nelle sue 12 fatiche a un certo punto arriva a liberare Prometeo. La liberazione di Prometeo è in qualche modo la chiusura della teogonia. L'uomo ha una speranza, l'uomo di fronte alla giustizia di Dio può dire la sua, e può dire la sua con la forza, con il lavoro, con la fatica. Non può dire la sua con la prepotenza, può dire la sua con il suo lavoro, con la sua tenacia, con la sua costanza. Non è un caso che sia Ercole a liberare Prometeo, non perché questa cosa abbia un valore chissà di che tipo, ma perché Ercole rappresenta colui che con la forza della fatica riesce a riportare giustizia. Come vedete, l'interesse che anima questa parte della letteratura greca è proprio la ricerca della giustizia. Alla giustizia di Dio l'uomo può rispondere soltanto con la giustizia umana, e la giustizia umana che cos'è? È il lavoro, è la fatica. È questo che libera Prometeo, è questo che ci libera da tutte le sciagure. Raccontiamo tutto questo, continuiamo a raccontarlo sempre qui, sempre a Storie, nella prossima settimana.